Amici bellini, è un video giusto per tenerci in contatto. Ancora non sto al 100%, penso che si senta, quindi cerco di tenerlo pure breve. Le notizie di oggi ci portano un po' di rumors su un Politano affaticato, affaticamento per Politano, il che potrebbe portarci a fare delle considerazioni su chi lo possa sostituire, perché immediatamente tu pensi, vabbè, Politano non c'è, Neres, però ci sono varie possibilità. Dobbiamo capire se recupera nel frattempo Spinazzola, se recupererà un Gilmour, perché là non è chiaro, e a quel punto poi dove ti vuoi giocare Elmas, perché questa poi è la chiave delle cose che stanno succedendo adesso. E la giornata di Champions in totale ha portato delle novità, nel senso anche di classifica. È stato già detto che il Napoli è padrone del proprio destino, perché se vai a vedere la classifica alla fine della giornata, il Napoli è giusto 24esimo. Però ovviamente sei padrone del tuo destino se le vinci tutte quante, perché siamo in tante squadre in bilico ed è difficile pensare su questa cosa qua. Incredibile come sia stato profetico il pianto preventivo di Conte sul Karabakh, perché voi volete sfotterlo e sfottetelo, perché sfottetelo quando volete voi. Intanto il Karabakh stava facendo lo scherzetto al Chelsea e stavo guardando anche una statistica che dice la palla è stata in gioco per 46 minuti e 11 secondi durante tutta la partita da 98 minuti. Vi rendete conto? Si gioca solo un tempo. Cioè, questo non è più calcio, è una riflessione secondo me va fatta più in generale su quelle che possono essere delle novità che aiutino il calcio a diventare un po' più fruibile, meno spezzettato, un po' più spettacolare. Ci sono varie cose che potrebbero aiutare, però l'importante è che si giochi a pallone. Io parto sempre da un presupposto. La cosa importante è punire seriamente, e lo ripeterò fino all'anno finché non avverrà, punire serissimamente le simulazioni e rendere quelli, e anche i nostri, dobbiamo unirci in generale tutti i tifosi, e anche se un nostro giocatore si macchia di una simulazione grave dove fa finta di essersi fatto male in faccia quando magari l'hanno sfiorato da un'altra parte, bisogna metterli alla berlina, perché ci stanno praticamente rovinando uno sport che sta andando sempre di più verso la direzione del fake, cioè del fare finta per ottenere un vantaggio immediato che poi alla fine non lo so nemmeno quanto. Vabbè, alle volte è chiaro che ti fa perdere tempo, la partita, vedi, diventa ancora più spezzettata. Mentre io guardo gli altri sport ogni tanto e vedo quando c'è uno scontro duro, per esempio anche nel football americano, nel rugby, è come se loro prendessero forza anche dal dire ho chiappato una botta pesante, mi rialzo subito. È come se ne facessero pride, cioè si sentissero anche più atleti, più belli, più... E dovremmo cominciare, purtroppo non avviene, ma se capita un episodio dobbiamo esaltarli. Ricordo un replay di Salah che stava in dribbling, se ne va, prende una botta pesante sulla caviglia o comunque così, si vede la smorfia di dolore di Salah, che però in quel momento l'istinto non è di buttarsi a terra ma di completare l'azione, e in quel caso segna pure. Ecco, azioni del genere che sono sempre più rare, noi tutti i tifosi di tutte le squadre le dovremmo esaltare come se fossero palloni d'oro e cose da esaltare, perché i bambini del domani imiteranno quelli che sono i loro idoli, e se non diciamo niente a tutti quelli che simulano il calcio, ci saranno poche generazioni secondo me che potranno godere di questo sport ancora a lungo nel futuro. Quindi questo è quanto, capire la situazione di Politano. Io posso mettere pausa, guarda, e posso recuperare, questa è una grande funzione del telefono, in modo tale che non esce un video, posso fare i video così dove devo fare meno editing, perché veramente devo andare a riposare, altrimenti non mi riprendo più, e spero per la partita col Bologna di avere di nuovo la voce e la possibilità di respirare, per poter recuperare la live e parlare di tutte le cose. La partita col Bologna
Immaginiamo che non ci sarà conferenza, come da abitudine Napoli, e quindi dobbiamo farcelo noi, un approfondimento. Non vorrei, quasi non vorrei farlo, un approfondimento per non aspettarmi quello che magari può succedere, in modo tale che parto già con un'idea e poi se la vedo in pratica mi dispiace, perché il Bologna ovviamente rappresenta tutta una serie di rischi e di problematiche. Però noi con tutta calma dobbiamo affrontare sta stagione, dobbiamo cominciare a parlare di stagione, perché esiste il campionato, esistono le coppe. È stato già detto, uscire dalle coppe per concentrarsi in campionato, si dirà, come si dirà che mancano 4 finali, perché se siamo padroni del nostro destino sono 4 finali e lo diranno. Sono tante le frasi che io non è che non sopporto, ma insomma sono un po' banalotte e il calcio vorrebbe probabilmente anche andare verso una direzione un po' più approfondita. Una di queste frasi qua è ti meriti X, cioè se ti lamenti di una cosa, ti meriti l'altra cosa. Cioè si prende ad esempio per esempio ti lamenti di Anghissà, ti meriti David Lopez per esempio, rivangando un esempio, un centrocampista in questo caso, così, che è scarso, e quindi ti meriteresti quello, come quando ci si lamenta di De Laurentiis, ti meriti Naldi e Corbelli, eccetera, eccetera. Insopportabile. Ma perché non ci si può meritare qualcosa di meglio? Non si può uno anche lamentare e porre delle critiche oneste, senza essere cattivi, ma delle perplessità. Abbiamo anche chi sta criticando Conte in questo momento. E ti meriti Garcia, mi pare che l'ha detto Diego Maradona. Ma perché? Prima di tutto, perché sempre questo paragone con Garcia? Vedi come uno deve essere credibile. Io sono il primo che sta difendendo Conte, ma perché la risposta deve sempre essere allora ti meriti Calzona, Mazzarri, Garcia? No, ti puoi anche meritare un Luis Enrique, magari perché un allenatore più moderno, che oltre a vincere il campionato sa vincere anche in Europa, non ti puoi meritare quello. E quindi la voglia di crescere è come se alle volte viene bloccata da alcune frasi fatte che nel calcio sembrano che non possono essere superate mai. È incredibile, però è così. E quindi questo è quanto. Farò probabilmente qualche mini short a raffica, perché adesso sta giocando la Fiorentina, poi gioca la Roma, ma subito si deve andare al campionato dove si ricomincia a giocare. Farò degli short a raffica per chiudere questo discorso della Champions, poi ci sarà ovviamente la sosta e staremo male, perché così. E lì probabilmente potranno uscire dei contenuti un po' più ragionati, senza la pressa della cronaca, delle cose che succedono dietro all'altra. È chiaro, seguiremo i nostri in nazionale, sperando che non si facciano male, ma possiamo approfondire magari squadra per squadra, sempre per il discorso che non esiste solo il Napoli, e se pensiamo esista solo il Napoli ovviamente ci perdiamo tutta una serie di altre cose, anche una serie di altre mentalità che ti possono portare ad affrontare la stagione in un certo modo. La butto lì così, se allarghiamo un pochino gli orizzonti magari scopriamo che... E un'altra riflessione, giusto nel finale, rivedendo la partita, ci sono degli strappi che fa Anghissà. Adesso ci sono stati vari premi, tipo Anghissà ha vinto il premio del mese, McTominay il premio del miglior gol, eccetera, eccetera. Se è un mini sondaggio per voi. Siete d'accordo, questa è la mia riflessione, non lo so, che Anghissà Prime, cioè l'Anghissà in perfetto stato di forma, è anche più forte di McTominay? Perché McTominay è uno di quello che ha la finalizzazione, cioè il tiro è pazzesco, cioè il colpo di testa, l'inserimento. Ma nel modo in cui porta avanti il pallone Anghissà, nello strappo, nel modo in cui anche accarezza tecnicamente la palla, certe cose che lui sa fare tra sombreri, tiro col destro e col sinistro, ci ha aggiunto anche adesso ultimamente gol e inserimenti. Secondo me l'Anghissà Prime, cioè in grandissima forma, è anche superiore a McTominay. Può essere una hot take, ma non lo so, la butto là così. Questo che cosa vuol dire? Che il gatto è sia vivo che morto, e sia scarso che forte, a seconda di quando apriamo la scatola e di quando li osserviamo. Ecco perché non si possono dare giudizi assolutistici sui giocatori. È una riflessione che vi lancio
E se non ve lo siete visti il video di ieri, il paradosso di Pancrazio ci riporta un po' a tutto questo, insomma, che è difficile essere sicuri, non abbiamo certezze su questa squadra, siamo forti o no? Io ho visto che eravamo forti contro l'Inter, eravamo forti contro altre squadre e altre volte ho visto che siamo proprio scarsi, che non ci arriviamo bene in porta. E allora qual è la verità? La verità probabilmente sta nel mezzo e bisogna lavorare per essere più continui dalla parte della forza. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Politano lo facciamo riposare. Poi chi gioca il gioco, secondo me, una partita la può saltare. Che ne dite?